Aggiudicati ieri dall'Urega i lavori di manutenzione e consolidamento statico della cattedrale di San Gerlando di Agrigento, chiusa da 6 anni e 8 mesi. L'Urega ha selezionato prima 5 offerte fra le 71 incamerate e poi è arrivata appunto all'aggiudicazione. E adesso si potrà pensare, se non vi saranno ricorsi al TAR, al cantiere. Sono previsti fra i 18 e i 24 mesi per realizzare la messa in sicurezza e il consolidamento. Il progetto del consulente dell'arcidiocesi Teofilo Panzeca consiste nell'ingabbiare con catene d'acciaio che dalle fondamenta arriveranno fino al tetto la parte della cattedrale che si trova sulla zona non stabile del colle. Per affrontare i problemi di quella navata e rimettere in sesto tutta la cattedrale ci vorranno più e più interventi, oltre che diversi anni. Al momento si tratta di una soluzione che tampona gli attuali cedimenti, fasciando la struttura, così se ci dovessero essere ancora altri movimenti sottoterra le colonne non cederanno. Il progetto per salvare la mamma malata di Agrigento era riuscito a piazzarsi al quarto posto nella graduatoria per attingere ai fondi del bando dell'assessorato regionale alle infrastrutture. Prevedeva una copertura finanziaria complessiva di 18 milioni di euro. E fra il finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana, i fondi della diocesi e quella della regione, il totale complessivo a disposizione sarà di circa 1.536.000 euro. Fronte fermo, invece, per il pendio instabile. Il presidente della regione Nello Musumeci ha chiesto 90 giorni di tempo per rimettere in moto la macchina e fare in modo che si arrivi al bando europeo. In merito all'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza della cattedrale di San Gerlando, il sindaco Lillo Firetto ha dichiarato: la sinergia tra Comune e Arcidiocesi di Agrigento trova oggi un concreto esito. In 2 anni si è preparato, ottenuto i pareri, recuperato il finanziamento e sono stati appaltati i lavori. Adesso, conclude Firetto, la Regione faccia la sua parte intervenendo sul colle senza inspiegabili attardamenti. Come sappiamo è chiusa da tantissimi anni, ci sono state troppe battaglie, tante promesse, poi disattese, marce, appelli, lettere. Ancora però del costone non si sa nulla, lei però è seriamente preoccupato. È un problema che io ho seguito da vicino ormai da più di 15 anni. Per fortuna tanti altri si sono occupati, gli addetti ai lavori, di questa problematica che finalmente sta arrivando a un punto che ci auguriamo che sia la soluzione. Sul costone ormai si sa tutto, sulla stabilità della cattedrale, sulla stabilità del costone, purtroppo manca soltanto il progetto esecutivo per poter poi procedere alla ricerca dei finanziamenti e quindi ad appaltare i lavori. Ci auguriamo che tutto venga fatto nel più breve tempo possibile per evitare che quello che è diventato un problema, che è il problema della stabilità, che ingombe la stabilità della cattedrale, possa essere risolto nel più breve tempo possibile. Questi lavori sicuramente, come tutti gli altri lavori che sono stati fatti sulla cattedrale, serviranno ad impedire o a rallentare il decadimento della cattedrale, ma non è questa la soluzione del problema, sia per quanto riguarda la stabilità della cattedrale, ma tanto più del costone stesso. Questo è un qualche cosa che può contribuire a ritardare l'inevitabile caduta della cattedrale se non si farà null'altro.